Il mercato libero apre a nuovi operatori, che poi non serve siano nuovi, basta intraprendenti pronti a sfidare nuovi territori. A nord-est, fra i competitors nell'erogazione di gas ed energia, sgomita Ascotrade, 150.000 clienti nel feudo trevigiano di origine, divenuti 350.000 in 6 province tra Veneto e Friuli. Noi siamo appena partiti nella provincia di Verona, quindi in questo momento stiamo lavorando, come si dice, a testa bassa per acquisire nuovi clienti. È un mercato totalmente nuovo per noi. Come tutti i mercati, è un mercato sicuramente difficile. Su Vicenza siamo presenti da circa un anno, stiamo lavorando, stiamo cercando quotidianamente di conquistare nuovi clienti. Utenti che vanno rosicchiati, fra il 90% ancora appannaggio del mercato tutelato, quello dove opera Enel, e nel mercato libero, secondo Busolin, che le vere offerte al pubblico saltano fuori, come quella che la multiutility della marca ha proposto alle famiglie venete. Uno sconto del 5% sull'energia elettrica, sul consumo dell'energia elettrica, 40 euro di sconto sul consumo del gas. Sconti che hanno una validità annuale e quindi un'opportunità per chi volesse diventare nostro cliente. Un'attenzione alle famiglie meno abbienti, sconti per i redditi ISEE sotto i 15.000 euro e possibilità di rateizzare le bollette. In questo invito i nostri clienti a recarsi presso i nostri sportelli per concordare con i nostri operatori le modalità, ma invito soprattutto a fare l'autolettura. L'autolettura è un sistema che consente di non avere picchi nelle bollette, soprattutto nel periodo invernale, e quindi di avere meno difficoltà nel momento in cui bisogna pagare le bollette. Una strategia aziendale anticrisi che oltre agli sconti si basa sull'allargamento dei servizi agli utenti. Recentemente abbiamo aperto anche il sabato mattina gli sportelli al pubblico e abbiamo attivato anche il call center a sabato mattina, quindi allarghiamo sempre di più e diamo sempre più la possibilità ai nostri clienti di risolvere i loro problemi.